Siamo riuniti qui oggi con tanti ospiti per la presentazione di una ricerca che l'Associazione per le Ville Venete ha voluto condurre con il gruppo Tea Ambrosetti. È una ricerca che riguarda il PIL delle Ville Venete e oggi c'è la giornata di cosiddetta restituzione, ovvero sia vedremo insieme tutti i dati che saranno emersi da questo sondaggio che abbiamo effettuato presso le Ville Venete. Partecipare oggi significa colloquiare con una giornata nella quale ripensare alle Ville Venete significa anche, dal nostro punto di vista, collegarsi a quelle che sono le iniziative dei contesti che stanno intorno alle ville stesse, perché accanto alle ville ci sono anche delle storie, tanto sociali quanto economiche. La giornata odierna potrebbe essere l'occasione per mettere a fuoco questi temi. Oggi è una giornata importante a questo primo forum Rethinking organizzato dall'Associazione Ville Venete. È un'occasione importante perché si è presentato un progetto dove le Ville Venete vengono non solo riconosciute per il grande valore che hanno, ma per il grande valore che riescono a produrre. Siamo molto orgogliosi come degli European House Ambrosetti di essere stati al fianco dell'Associazione Ville Venete in questa ambiziosa ricerca che per la prima volta ha stimato lo straordinario valore economico e sociale abilitato dalla rete delle Ville Venete. Stiamo parlando di un ecosistema unico di oltre 4.000 ville sul territorio della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia che con un effetto veramente caleidoscopico su questi territori offrono turismo, cultura, enogastronomia, ospitalità, eventi e tante altre attività. Complessivamente è un ecosistema che attiva oltre 200 milioni di euro di valore aggiunto, oltre 630 se guardiamo a tutta la filiera estesa che queste attività abilitano. Giusto per citarvi un dato dello studio, abbiamo calcolato che per €1 di valore aggiunto diretto generato dalla rete delle Ville Venete se ne generano ulteriori 2 nel resto dell'economia, con un effetto moltiplicativo pari a 3. È un'infrastruttura diffusa sul territorio che può aiutare anche a combattere il fenomeno dell'overtourism e a far conoscere tanti territori belli del nostro paese. Per me è un grande onore e un piacere essere qui a celebrare le Ville Venete Rethinking, che ovviamente come Associazione Dimore Storiche anche noi da anni rappresentiamo dati e numeri importanti, frutto di ovviamente degli osservatori che vengono effettuati per dimostrare che questi luoghi straordinari come sono le Ville Venete producono dati economici, valore aggiunto a tutto il territorio. Perché è importante ripensare anche da un punto di vista economico le Ville Venete oggi? Perché le Ville Venete non sono semplicemente state nel passato il centro dell'ozium, ma sono state il centro del negozium. Le Ville Venete erano organizzatrici delle attività agricole, ma come i più non sanno, erano anche il centro di attività imprenditoriali di trasformazione manifatturiera. Pensare oggi ad un'attività economica per le Ville Venete significa recuperare anche il passato. Per noi è naturale affiancare il progetto Ville Venete proprio perché il movimento del credito cooperativo è nato proprio attorno a una villa 140 anni fa, oltre 140 anni fa. Questo forum che vuole, come dire, dare un contenuto economico ad un patrimonio certamente storico, culturale, artistico, ma anche identitario del nostro Veneto, trova conferma proprio nella nostra finalità, nella nostra missione, che ci porta assolutamente a trovare un supporto allo sviluppo sociale, culturale ed economico dei nostri territori. Le dimore storiche, che sono sede di aziende Food & Wine, rappresentano sia per i turisti italiani che per i turisti internazionali, assieme alle aziende familiari, la principale meta di interesse turistico. Quindi rappresenta una potenzialità estremamente importante per tutto il nostro territorio nazionale. Oggi siamo qui per le Ville Venete, ma ricordo quanto sarebbe interessante un percorso di visita che integra le ville, che potrebbe davvero racchiudere l'intera Italia. Credo che sarebbe una potenzialità davvero importante per il nostro turismo.
Essere qui oggi per me è un'occasione importantissima. Credo che la Villa Veneta e la civiltà che ruota intorno alla Villa Veneta possa essere un'occasione importantissima anche per i nostri cosiddetti percorsi di formazione, scuola e lavoro, perché tutte le competenze, tutte le eccellenze che ruotano intorno al mondo villa saranno sicuramente al centro della nostra attenzione, perché occasione di formazione fondamentale per i nostri studenti e per le nostre scuole. Partecipare a questo evento che racconta delle ville venete in una logica di sistema economico, produttivo, che è un'occasione per confrontarsi, anche per l'istituzione che alla tutela del patrimonio culturale è preposta, per capire se ancora oggi la tutela possa essere un catalizzatore di questo sistema. È la prima volta che effettivamente anche io sono stata costretta a esaminare, a valutare le ville venete sotto l'aspetto non solo culturale, ma proprio l'impatto economico, che di fatto credo che non sia mai stato valutato come cosa. Le ville venete che sono diventate una realtà crescente negli ultimi anni, grazie soprattutto alla capacità di fare un salto culturale da parte dei proprietari di queste ville, che si sono messi in discussione, si sono messi al servizio proprio non solo del turismo, ma delle loro comunità. Credo che sia un'occasione straordinaria per rimarcare un concetto che oggi è più attuale che mai, cioè quello che il turismo richiede, soprattutto il turista, non è soltanto una pura ricettività, camere o servizi, ma un'esperienzialità che può fare su un territorio. E credo che il contesto delle ville sia oggi uno degli elementi di valore principali sui quali possiamo fare leva per cercare di aumentare non solo il livello qualitativo e numerico della nostra offerta ricettiva, ma anche quello in termini di valore. E quindi quando parliamo di valore parliamo anche di identità territoriale, che credo che sia uno degli aspetti che è custodito da questi contesti straordinari che fanno parte del patrimonio della nostra regione e che è un patrimonio che non tutti possono vantare. Partecipare a questi forum serve per scambiarsi delle idee, avere le informazioni, i numeri che sono alla base di tutte le nostre scelte imprenditoriali, e molti dei miei associati, proprietari anche di ville, mi chiedono in che modo si possano sviluppare nuovi orizzonti per queste ville, che sono un onore importantissimo per gli stessi proprietari, ma anche un onore molto importante perché richiedono grossi investimenti. La progettazione dell'unità formativa dedicata alle ville viene fatta portando l'associazione in aula, portando i ragazzi all'interno delle ville venete per vedere le specificità e apprendere quali sono le esigenze che arrivano da queste.